Capodolando, ricordiamo, priva di Brandon Triss, Gio Trapani e anche di Matteo Laganà, che ha subito un brutto colpo all'anca nel corso del secondo quarto e non è più riuscito a rientrare. Si riparte per gli ultimi 10 minuti con Capodorlando, finora guidata dai 20 punti di Jordan Parks, con anche 11 rimbalzi ma soltanto 5 su 18 dal campo per il numero 11 della squadra di casa. Per quanto riguarda invece Treviso, ci sono 27 punti per un monumentale David Logan, che ha realizzato 5 triple su 10 tentativi, ce ne sono 15 invece per Matteo Imbrò, e adesso si riparte con la rimessa che sarà affidata a Nicola May. C'è in campo ancora il giovane Galipò per Capodorlando, riceve lui la rimessa di May. Burnett in difesa su Galipò. Minetti ha detto fra terzo e quarto che la sua squadra ha smesso di difendere e deve essere più aggressiva. Questo è quello di cui ci informa Stefano Valenti dal coordinamento. Jordan Parks comincia così il quarto. Capodorlando è ancora lì sul meno 10, ancora in partita, coach. Bel canestro in uscita di Jordan Parks, abbiamo una partita. Sale a quota 22 punti Jordan Parks con 5 su 19 dal campo. Primo fischio arbitrale del quarto, punisce la difesa di Giancarlo Galipò. Il giovane numero 22 di Capodorlando commette il suo secondo fallo personale, primo di squadra per l'Orlandina in questa quarta frazione di gioco. La rimessa sarà affidata a David Logan, su cui c'è la marcatura di Joseph Mobius. Scelta interessante, mettere un giocatore più alto per provare a limitare un Logan straripante nel terzo quarto. Galipò ancora molto aggressivo su Ulieti, finisce a terra il giovane numero 22. Ulieti trova Tessitori, Parks lo stoppa con la palla che però aveva già toccato il tabellone ed era in fase discendente. Il canestro quindi convalidato. Assolutamente sì, Parks è arrivato in ritardo, l'hanno perso sotto canestro quando gli ha stampato la palla contro il tabellone, però aveva già toccato il vetro. Canestro buono. Eccolo qui che si rivede. Eh sì, non si è visto benissimo, ma la palla comunque aveva già toccato il tabellone. Su questo possesso è andata Capodorlando molto aggressiva sugli esterni, ha lasciato tantissimo spazio a Tessitori vicino a canestro, e così la squadra di coach Minetti si è riportata sul più 12, 61-49. Rimessa per May che va da Bruttini, deve palleggiare a metà campo il lungo di Capodorlando. Serve Parks che arriva con la rincorsa, preso come sempre da Ulieti, quest'oggi utilizzato come arma per provare a rallentare Jordan Parks da coach Max Minetti. Galipò scambia con May, Parks è vicino per giocare il pick and roll, Ulieti cambia su May, Logan rimane accoppiato a Parks con 5 secondi. May vuole sfidare Ulieti che come al solito difende molto bene, deve tirare in fade away. May, il tiro è cortissimo, rimbalzo Tessitori, Burnett lancia Logan, stoppata di Mobio, anche questo è irregolare. Secondo canestro convalidato consecutivo, secondo goaltending consecutivo per Treviso. Cattiva transizione difensiva, forzatura per tirare, ma mancava ormai pochissimo allo scadere dei 24. Ha cercato May di battere Ulieti 1 contro 1, cosa veramente difficile, e così la squadra si è sbilanciata. E adesso Parks prende la rincorsa, segna e subisce anche il contatto falloso. Le sue qualità atletiche sono l'arma principale che quest'oggi Capodorlando può usare, viste le difficoltà del suo roster. Sale a quota 24 punti con il libero supplementare in arrivo Jordan Parks, che ci sta davvero provando fino alla fine a trascinare la squadra sulle spalle. Sta giocando veramente in tutte le posizioni del campo, l'abbiamo visto portare la palla avanti, l'abbiamo visto andare in post basso, l'abbiamo visto tirare da 3 punti in transizione, sta cercando veramente di fare tutto. Lo scambio fra Ulieti e Burnett, con Galipò in marcatura stretta sul playmaker con il numero 16. Ancora Galipò prova a creare difficoltà a Ulieti che va da Logan nell'angolo. Severini si alza per il tiro da 3 punti, lo spaglia, tappin di Burnett che salta fuori tempo, però e alla fine Immobile che strappa il rimbalzo difensivo per poi andare da Jordan Parks. Deve arretrare Ulieti, Parks aspetta il blocco di Bruttini, si alza per la tripla, la sbaglia, poi segue il suo errore ed è lui che controlla il rimbalzo offensivo. Extra possesso per Capodorlando. Parks vuole attaccare Ulieti, poi sceglie di andare da Mobio. Bellan attacca il recupero di Logan, cerca Bruttini, deviazione di Burnett con 4 secondi. Bruttini si gira, prova il semigancio, lo spaglia, tocca rimbalzo Bellan, ma alla fine la palla dei Tessitori ce la sta mettendo veramente tutta a Capodorlando, ma è difficile perché davvero le munizioni, le armi offensive questa sera mancano, viste le tante assenze. Burnett va da Severini che cambia lato per andare da Ulieti, ancora Burnett contro Bellan. Tessitori vuole bloccare per il pick and roll, raddoppiato da Bruttini. Burnett che si gira, serve Severini, extra passaggio per Ulieti che ha moltissimo spazio per la tripla, la spaglia a rimbalzo Bruttini, anticipa Severini e riparte lui personalmente
nuovamente in palleggio, vuole andare addirittura a costo Bruttini, che poi si gira a spalle a canestro, viene raddoppiato da Burnett, ma trova comunque lo spazio per andare a segno. -9 Capodorlando, time out per coach Menetti. Non so dove Bruttini trova le forze a 7 minuti e 30 secondi dalla fine del quarto quarto per ancora fare un cost to cost, attaccare 1 contro 1, arrivare fino al ferro e portare la propria squadra ancora sotto di meno di 10 punti. Bruttini l'abbiamo visto zoppicare dolorante mentre tornava verso la panchina. 7:32 da giocare, veramente Capodorlando non muore mai, vuole ovviamente fare un regalo a questo pubblico, vuole giocare fino alla fine al massimo nonostante le oggettive difficoltà che sono veramente tante, perché su una squadra neanche profondissima di per sé mancano 3 giocatori fondamentali come Trish, come Trapani e come Matteo Laganà, eppure sta veramente cercando di usare tutte le energie residue Capodorlando per rendere questa una partita fino alla fine. L'assenza di Trapani è importante perché comunque è il 4 titolare, però a disposizione dello staff ci sono delle alternative: mettere Parks da 4, giocare con Mobbio, insomma in qualche modo riescono a mettere una pezza, ma la contemporanea assenza di Trish e di Laganà toglie tutta la regia alla squadra siciliana, che è costretta poi a chiedere ai giovani della panchina o addirittura a May e a Bellan e a Parks, che non sono dei playmaker di ruolo, a rivestire questo ruolo nella partita più importante dell'anno. Si torna in campo dopo il time out, la pressione di Galipò che però commette fallo su Burnett, secondo fallo di squadra per Capodorlando in questo quarto per Giancarlo Galipò, è il terzo fallo personale. Rimessa ancora affidata a David Logan. È chiaro che Capodorlando deve utilizzare tutta l'aggressività che ha a disposizione in difesa per provare a rendere questa veramente una partita fino alla fine. Burnett prova a scappare via, la palla è per Imbrò, Galipò per poco non lo anticipa e alla fine ci riesce della porta via. Parks attacca con decisione il ferro, finisce a terra e il fallo viene fischiato in questo caso all'attaccante. Fallo fischiato a Jordan Parks che ha commesso sfondamento, possesso Treviso. E un attimo indecisione, devo dire, da parte dei due arbitri, si sono guardati per vedere di fare la stessa chiamata. Rivediamo qua la situazione. Il difensore era assolutamente fuori dal semicerchio. Sì, Parks è andato proprio a sbattere. Sono tante le volte quest'oggi che Parks è andato ad attaccare dentro la testa bassa, gli è andata quasi sempre bene, nel senso che aveva avuto diverse fische a suo favore. Questa volta è stato penalizzato dagli arbitri per questa entrata un po', se vogliamo, troppo aggressiva con i giocatori difensivi di Treviso già ben schierati. Sì, forse era più consigliabile fare un attacco un attimino, avere un po' di pazienza e magari fare 2 passaggi, visto che avevano recuperato la palla. Però dalla voglia veramente di riaprire la partita è andato dentro dritto per dritto. Bravi quelli di Treviso a chiudere l'area, a riempire l'area. Sì, ha difeso decisamente bene di squadra questa volta la formazione del coach Max Menetti. Si torna in campo, 7:25 da giocare e ancora difesa a tutto campo per Capodorlando con Galipò che va su Imbrò e Imbrò butta via il pallone. Adesso l'intensità difensiva di Capodorlando si fa sentire, anche perché il Pallas Killer Archivi è tornato a essere una bolgia, possesso per l'Orlandina. Sì, momento fuori controllo, diciamo, di Treviso, che ha perso 2 palle di fila stranissime. Menetti giustamente va avanti e indietro come un leone in gabbia nel suo box, però c'è stato un misunderstanding fra Imbrò e Chillo. La palla torna a Capodorlando, vediamo se avrà le energie per fare un canestro e riavvicinarsi ancora di più. -9, palla in mano, possesso che diventa già importantissimo anche se siamo a 7 minuti e 9 secondi dalla fine del match. Fischio arbitrale, Parks colpito, si fa male anche lui mentre torna verso la metà campo difensiva toccandosi la parte bassa della coscia. Fallo fischiato alla difesa di Treviso e c'è a terra anche Jordan Parks adesso. Incredibile la sfortuna che sta abbattendosi su Capodorlando in questa finale. Parks ha subito fallo, qui andiamo a rivederlo, eccolo qui. Parks esce dai blocchi, c'è uno sgambetto assolutamente involontario, però non allunga la gamba Imbrò e neanche Matteo Chilo. Qui lo si rivedrà ancora meglio, eccolo qui. Parks prova a passare nel traffico, in realtà colpisce la gamba di qualcuno, ma non c'è nessuna volontarietà nel
sgambettarlo, però adesso Parks zoppica in modo molto vistoso mentre cerca di arrivare in panchina e Capodorlando rischia di perdere anche Jordan Parks. Incredibile, veramente incredibile. Devo dire, fallo è stato chiamato dagli arbitri, è stato un contatto, stava uscendo dal blocco, non so se ha preso una ginocchiata sul muscolo dolorosissima, a metà fa l'inciampare eccolo qua, eccolo lì, sì, forse ha preso poi ha fatto una piccola elongazione del muscolo, sì. Può essere perché si toccava il bicipite femorale da parte sotto la coscia, può essere che in quel contatto abbia subito un'elongazione del muscolo innaturale e ciò gli abbia provocato questo problema fisico. Qui lo si rivede ancora, infatti si tocca subito quella parte della coscia, non mi sembra che subisca un colpo lì, vediamo, qui lotta con Chillo, cerca di liberarsi e di passare in mezzo. E forse sullo sgambetto, ecco quell'appoggio lì. Sì, perché gli è mancato il secondo appoggio, quindi diciamo che ha fatto 2 appoggi consecutivi sullo stesso piede e questo sicuramente gli ha creato un problema muscolare. Sì, e adesso è lì in panchina anche Jordan Parks a farsi curare dello staff medico di Capodorlando. Adesso gli arbitri hanno verificato l'instant replay. Immaginiamo a questo punto per verificare se potesse essersi configurato un fallo antisportivo, perché è una delle casistiche che sono state introdotte quest'anno, la possibilità per gli arbitri di vedere se un fallo è personale o può diventare antisportivo. Mi sembra che però non ci siano gli estremi assolutamente per un fallo antisportivo e infatti sarà soltanto rimessa per Capodorlando. Instant replay utilizzato in un paio di occasioni quest'oggi, ricordiamo introdotto l'instant replay per gara 3 di questa finale, eventuali anche gara 4 e gara 5. May sul blocco da parte di Bruttini, triplicato, esce dalla mischia, va da Mobbio che cambia lato per servire Galipò che vuole attaccare Imbrò, tira in sottomano, segna anche Galipò, -7 Capodorlando. Che cuore questa squadra, sì, incredibile. Imbrò è rimasto con le gambe dritte e il giovane di Capodorlando l'ha attaccato veramente profondamente. E adesso Bellan anticipa e può andare in transizione Capodorlando con Alviti che anticipa Galipò e interrompe quello che poteva essere una corsa verso il ferro per la squadra di casa che davvero, nonostante i 1000 infortuni, continua a lottare. Riceve Alviti pressato da Mobbio, recupera la palla Bellan che può andare coast to coast, spaglia il layup Simone Bellan. Pazzesco quello che sta succedendo al Palazzo Cheli Archivi. Simone Bellan poteva portare Capodorlando sul -5 e si è letteralmente mangiato un rigore, poi il fallo di Mobbio. La tensione è alle stelle e tutti lo stanno pagando. Ma incredibile l'errore di Bellan, veramente poteva schiacciare, ha fatto forse un passo troppo lungo, non so, ha preso ecco lì, forse si aspettava l'intervento della difesa, non ha guardato il ferro, ha guardato il difensore che recuperava, è andato a mettere la palla sul secondo ferro, gli è rimbalzata fuori. Incredibile, poteva veramente essere una palla che cambiava ancora la partita. Mancano più di 6 minuti e Treviso è in un momento veramente difficile dal punto di vista della lucidità. Vediamo adesso Logan che prende in mano la situazione. 2 palle perse consecutive di Treviso non capitalizzate da Capodorlando. Chillo per Oglieti, butta via il pallone sul taglio backdoor del numero 16 di Treviso. La squadra di coach Benetti sta sentendo tantissimo la pressione che ha addosso e sta pagando caro questo momento con tanti errori, frutto proprio dell'intensità difensiva di Capodorlando e anche del fatto che il Palazzo Cheli Archivi è tornato a essere una boggia, mentre lo staff tecnico di Capodorlando, coach Sussi, deve rimandare sul parquet Lorenzo Neri. Finora per lui 0 punti nel minuto e mezzo che ha giocato nei primi 2 quarti. In palleggio c'è Simone Bellan, taglio di Mobbio, deviazioni con il piede di Barnett e possesso che rimane a Capodorlando con 15 secondi per chiudere l'azione. Sono enormi adesso le difficoltà di playmaking della squadra siciliana, purtroppo ha problemi di organico, si chiede a tutti di alternarsi in quel ruolo, ma si vede che non è il ruolo
adatto a loro e loro in cui sono abituati. Tanto è sbucato dal tunnel Jordan Parks, che però non sembra in questo momento in grado di tornare in campo. L'abbiamo visto accomodarsi in panchina, ancora molto dolorante. Palleggio, arresto, tiro di Mobio, lo sbaglia, rimbalzo strappato da David Logan, che riesce a evitare di finire fuori dal campo e riesce a far ripartire l'azione di Treviso, con May che prova a rallentarlo. Il palleggio da parte di Logan, la pressione difensiva di May, blocco da parte di Tessitori. Bruttini cambia su Logan che vuole sfidare Bruttini, il lob per Tessitori, è un mismatch quello con May. Tessitori si gira, il tiro è però cortissimo, il rimbalzo è di Simone Bellan che riparte personalmente in palleggio per poi lanciare verso Bruttini. Deviazione di Chillo, qui ha avuto troppa fretta Bellan probabilmente. Sì, troppa fretta, tanti pasticci, peccato perché stanno vanificando uno sforzo difensivo veramente incredibile. È veramente Capodorlando sta continuando a recuperare palloni, a mettere pressione su Treviso, e recupera anche questo. Bruttini vuole andare fino al ferro, -5 Capodorlando. Time out per coach Max Benetti, non ci sono parole per descrivere quello che sta succedendo. Capodorlando ha perso Trish, ha perso Trapani, ha perso Laganà, ha perso anche Parks, ed è lì a -5 a 5 minuti dalla fine, non ci credo. Sì, veramente incredibile, soprattutto incredibile la difficoltà che sta avendo adesso Treviso ad attaccare questa situazione di pick and roll, dove i difensori di Capodorlando non so dove trovino le energie, però riescono ancora a raddoppiare, a uscire con degli show così aggressivi. Gli hanno già ciuffato, come si suol dire, 4 palloni di fila, qua addirittura con Bruttini che è il 5, che è veramente non so dove trovi le forze per fare ancora queste giocate. Esce, recupera il pallone dal palleggio delle guardie di Treviso e va anche in cost to cost dall'altra parte a appoggiare al vetro. Veramente incredibile. Partita straordinaria per Davide Bruttini, 13 punti, 4 rimbalzi. Ricordiamo che in gara 1 era stato tenuto a 0 punti con un plus minus veramente molto negativo, ma quest'oggi ci sta mettendo tutta l'energia, il cuore di una squadra che non molla. Jordan Parks è tornato in panchina, però sembra ancora molto dolorante e non dà l'impressione di poter tornare sul parquet. In difesa Capodorlando sta letteralmente bloccando, annullando l'attacco di Treviso. Il problema per l'Orlandina è che non sta capitalizzando e su diverse palle perse non è riuscita a trovare punti. Adesso rimessa di Ulieti che va da Barnett, ultimi 4 minuti e 52 secondi di gara 3, più 5 palle in mano per Treviso. La palla battuta a terra per Chillo che torna da Barnett. Il pressing di Capodorlando serve a togliere qualche secondo sui 24 a disposizione della squadra di coach Menetti. Barnett attacca Bellan, va fino al ferro, ancora un goaltending, ancora un canestro convalidato, perché anche questa stoppata di Mobio arriva dopo che la palla aveva già toccato il tabellone. E qua Barnett ha fatto la cosa giusta, ha attaccato. Pensa il paradosso, la squadra ridotta all'osso di Capodorlando pressa a tutto campo e crea problemi alla difesa di Treviso, all'attacco di Treviso. Qua è Logan invece a mettere tanta pressione sul playmaker avversario, però non riesce a recuperare il pallone. E come al solito, quando ha di fronte un giovanissimo come Gallipò, o come è successo anche con Murabito, David Logan vede il sangue e va a cercare di disturbare l'avversario e di recuperare il pallone. L'ultimo tocco è di Treviso, rimessa per Capodorlando, ultimi 4 minuti e 25 secondi di partita. Verrà verificato l'instant replay, credo proprio per andare a determinare di chi è il possesso in questa situazione, visto che c'era qualche dubbio su chi sia stato l'ultimo a toccare il pallone, e questa è una delle situazioni che gli arbitri possono verificare in questa fase di partita. E allora instant replay utilizzato, se non sbaglio, per la terza volta quest'oggi. Vediamo se riusciamo a vedere anche noi qualche cosa. La palla è stata inizialmente sicuramente toccata da Logan, che l'ha portata via sul cambio di mano di Gallipò a metà campo. Viene confermata la chiamata alla palla di Capodorlando. Ecco qui, palla a Capodorlando e possesso quindi per la squadra di coach Marco Sodini. C'era un dubbio evidentemente su quanto cronometro dovesse essere messo, perché adesso avrà solo 13 secondi la squadra di casa, e allora Bellan scambia con Bruttini.
e gli passa vicino Galipò. Bruttini palleggia contro Tessitori, l'end-off per May con 4 secondi, May contro Olieti, si va da Mobio, Bellan prende, tira e segna sulla sirena dei 24 secondi, canestro pazzesco di Simone Bellan, meno 4 Orlandina. Adesso Capodorlando veramente a distanza di tiro, non so dove riesca a trovare le energie con questo quintetto in campo. Barnett attacca e lo stoppa Simone Bellan, che va altissimo a cancellare il tiro del numero 2 di Treviso, possibilità di portarsi a un solo possesso di ritardo per Capodorlando. May contro Logan, adesso è indiavolato Simone Bellan, May ribalta il lato per andare da Galipò che vuole attaccare il recupero di Olieti, si avvicina al ferro, riapre per May che si alza per il tiro che può valere il -1 ma lo spaglia, a rimbalzo c'è Bruttini che poi finisce a terra e il possesso è di Treviso con 3:25 da giocare e Olieti in palleggio, blocco di Tessitori, fischio arbitrale, fallo commesso su Lorenzo Olieti, il quinto di squadra per Capodorlando in questo quarto quarto, significa tiri liberi per il numero 16 di Treviso. Comunque i giocatori sono stremati, sì. Stremati a condizioni di gioco veramente difficile perché fa caldissimo qua dentro, è durissimo giocare in queste condizioni. E allora bonus superato per Capodorlando, Olieti avrà la possibilità di allungare dal +4 attuale a favore di Treviso. Lorenzo Olieti quest'oggi 5 punti con 2 su 6 globale dal campo, 1 su 3 in lunetta, il primo tiro libero a sua disposizione, cortissimo, e qua si sente veramente la stanchezza anche nelle gambe, oltre che la pressione che è forte, perché Treviso si rende conto che nonostante l'enorme vantaggio che ha per le tantissime assenze in casa Capodorlando, la partita è ancora lì in bilico e Olieti fa 0 su 2, incredibile, sbaglia entrambi i liberi Lorenzo Olieti. Galipò va da Simone Bellan che supera la metà campo, vuole attaccare Barnett, è costretto ad arretrare, poi May contro Olieti, blocco da parte di Bruttini, tiene vivo il palleggio May che schiaccia a terra per Bruttini, lotta contro Tessitori, prova il semicalcio e il ferro sputa la sua conclusione, sembrava una palla destinata a entrare questa. Veramente sfortunatissimo qua Davide, la palla è rimbalzata 2 volte sul ferro, qua Logan ne approfitta immediatamente per mettere ancora 6 punti di distacco. Dall'altra parte David Logan con la sua micidiale accelerazione per portare a +6 Treviso. May attacca, batte Tessitori nell'angolo, va da Galipò che si prende il tiro, lo spaglia, rimbalzo per David Logan. Adesso 2-3 azioni consecutive favorevoli a Treviso hanno un po' calmato, abbassato la temperatura a livello di tifo qua a Palasic di Archivi, ma ovviamente non è ancora finita, sono solo 2 possessi che separano Treviso e Capodorlando. Logan da 3 sbaglia, Olieti va a rimbalzo offensivo, riapre per Barnett che saggiamente non tira, preferisce far passare ancora qualche secondo prima di entrare nell'azione offensiva, ne mancano 7 per chiudere il possesso, blocco di Tessitori, Barnett si alza per la tripla, la spaglia, Tessitori a rimbalzo, vince la battaglia con Mobio, secondo extra possesso consecutivo per Treviso che su questi rimbalzi offensivi sta costruendo il suo finale di gara. Logan contro May, palleggio, arresto, tiro, il professore David Logan con la sua esperienza, le sue qualità, la sua forza mentale porta Treviso sul +8. Canestro pazzesco, questo potrebbe essere il canestro che decide la partita. Dopo 5 palleggi con May attaccato addosso si è separato con uno step back veramente incredibile. Rivediamo, no, questo è il canestro di prima, non rivediamo quello di questo, ecco, forse qua, ecco, sì, l'1 contro 1 con May. E fanno 33 punti per David Logan. Quando prendi un giocatore a metà stagione con l'obiettivo di aiutarti, eccolo qua, un tiro su May. Mamma mia, che canestro. Diciamo che l'hanno preso per questo, per essere decisivo nei momenti più importanti della stagione. Lo è stato in Coppa Italia, lo è stato anche questa sera con una partita monumentale. 33 punti, 8 su 8 da 2, 5 su 11 da 3, 4 rimbalzi, anche 3 assist, insomma una partita da David Logan che Treviso si aspettava. Per carità, te l'aspetti, l'hai preso per quello, tutto vero, però poi bisogna farla e lui ci è riuscito. Si torna in campo dopo il time out sul -8 per Capodorlando, partita che è ancora lì in bilico quando siamo esattamente a 2 minuti dalla fine del match e la rimessa sarà affidata a Simone Bellan con Capodorlando che ha superato il limite di falli, ne ha commessi soltanto 2 Treviso in questo quarto quarto.
rimessa per Bellan, ancora fuori Jordan Parks, la cui partita ormai sembra assolutamente finita, e quindi se la gioca con una squadra tutta italiana a Capo d'Orlando, con in più l'assenza anche di Matteo Laganà. Pubblico tutto in piedi che ancora prova a incoraggiare la squadra di casa per questi ultimi minuto e 50 secondi di partita. Bruttini attacca Tessitori che lo ferma fallosamente, l'azione che è diventata un po' il marchio di fabbrica di Bruttini, finta di end off, poi improvvisamente cambia idea, attacca dal palleggio e batte Tessitori. Il Tessitori si è un po' rilassato qua perché si aspetta sempre che Bruttini la passi, in realtà dal palleggio poi con un cambio di velocità lo attacca. Sfortunato Bruttini nella situazione precedente, e anche qua è andato vicinissimo a un'azione da 3 punti. Partita tutto cuore e carattere per Davide Bruttini, 13 punti, fa 4 su 5 liberi con questo primo realizzato. Ricordiamo un giocatore che ha conquistato 3 promozioni consecutive fino allo scorso anno, quando ha vestito proprio la casacca di Treviso. Sbaglia il secondo libero, si rimane sul +7 De Longhi. Chillo va da Logan, raddoppiato, scarica il pallone su Burnett che serve Ulieti. Adesso ovviamente Treviso può giocare con il cronometro e far passare più tempo possibile prima di entrare nell'azione offensiva. Burnett attacca Bellan, si ferma, serve Logan che si alza per la tripla e la segna Devin Logan. Fanno 36 punti, il suo sigillo sulla promozione di Treviso. Sì, partita in cassaforte, l'ha messa in mano a chi la doveva avere la palla, e cioè David Logan. Non ha fallito. Finale di gara pazzesco di Logan. Bruttini lotta contro Tessitori, Bellan vola per il tap-in ma non riesce a trovare il canestro, e allora sugli spalti sta per cominciare la festa dei tifosi trevigiani che sono arrivati qui in buon numero, mentre Logan palleggia contro Mobio e adesso ovviamente tiene palla per sfruttare al massimo i 24 secondi a disposizione. May cerca di andare a blizzare su Logan che va nell'angolo a cercare Severini, il pallone è schiacciato a terra per la tripla di Barnett. Un altro sigillo, questo firmato Tomines Barnett. È fatta per Treviso, è promozione, ritorno in Serie A dopo 7 anni di purgatorio in A2. È fatta, veramente grandi applausi a Capo d'Orlando per questa incredibile partita, contro tutte le sfortune. Veramente hanno alzato bandiera bianca a 50 secondi dalla fine, veramente encomiabili da questo punto di vista. Va in Serie A Treviso, se lo merita, è la squadra più profonda, la squadra più lunga, ha vinto la Coppa, ha fatto una stagione straordinaria, giocato una bellissima pallacanestro, ha dominato le gara 1 e gara 2. La sua vittoria non è legittima, e di più è un momento importante per la pallacanestro italiana che una piazza come Treviso ritorni in Serie A. È il momento delle ovazioni con i giocatori che vengono tolti. Nicola May va a prendersi l'applauso del pubblico, esce anche Simone Bellan. Qualche ingresso in campo dalla panchina anche per Treviso, con Logan che ha commesso fallo per fermare il tempo ed è andato a sedersi in panchina. C'è in campo per Capo d'Orlando Marco Murabito con il numero 14, lui che si alza per questa tripla e la segna Murabito. Meno 10 Orlandina, non molla fino alla fine la squadra di casa. in palleggio contro Galipò, Mobio prova a fermarlo, vediamo se Capo d'Orlando commette fallo, lascia andare il cronometro. Neri raddoppia su Ulieti, si va da Imbrò, ancora un raddoppio questa volta di Galipò, il fallo arriva con Mobio che colpisce Matteo Imbrò, però veramente ancora grande volontà di Capo d'Orlando che fino alla fine, fino a che non ci sarà lo 0 sul cronometro, è decisa a non mollare di un centimetro. Mamma mia, ma neanche mezzo passo indietro hanno fatto. Bravissimi questi ragazzi, è giusto l'applauso del pubblico che esce sconfitto, finisce la serie, finisce il campionato questa sera, però hanno fatto una grandissima stagione e vanno ricordati e premiati nel modo giusto. E allora Matteo Imbrò realizza il primo tiro libero a sua disposizione, punteggio 76-65, secondo libero sbagliato, Donda a rimbalzo, ultimi 28 secondi della partita e della stagione della Sera 2 il 2 Est, e poi sarà ufficiale la promozione della De Longhi Treviso. Murabito sbaglia la tripla, Chillo contende il rimbalzo a Bellane, vince la battaglia, finirà così con Imbrò che supera la metà campo in palleggio. La De Longhi Treviso vince la finale contro Capo d'Orlando e torna nella massima serie dopo 7 anni, mancava dal 2012 la Serie A in casa trevigiana. L'ultimo palleggio da parte di Matteo Imbrò, finisce 76-65. Treviso è la terza squadra promossa dopo la Fortitudo Bologna e dopo la Virtus Roma, ed è una promozione meritatissima per una squadra che ha disputato una stagione straordinaria. Diciamo che le 3 squadre che ci aspettavamo all'inizio dell'anno hanno realizzato la loro corsa alla massima serie. Treviso ci è passata attraverso i playoff
Bologna e Roma direttamente dalla regular season, però tre squadre veramente di un altro livello che l'anno prossimo saranno protagoniste sicuramente in Serie A. Noi ci fermiamo per qualche istante qui dal Palace agli Archivi, linea allo studio, poi calciomercato con Michele Criscitiello e Alfredo Pedulà, ma torneremo nel corso del calciomercato per mostrarvi le immagini della premiazione di Treviso, che è la terza squadra promossa nella massima serie. Tutto per adesso qui dal Palace agli Archivi, a fra poco però per la premiazione